Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la sanità. Inaugurato questa mattina al quinto piano del monoblocco sud dell'ospedale di Dolo il reparto iperspecializzato di neuropsichiatria infantile, frutto di un investimento di 725.000 euro, di cui 593.000 finanziati dalla Regione e 132.000 dall'ULSS 3 Serenissima. Per la prima volta nel territorio metropolitano di Venezia, un reparto ospedaliero completamente studiato e realizzato a misura di adolescente, così come la sua equipe medica e il suo approccio clinico, in grado di gestire in sicurezza anche le più gravi crisi psicomotorie. Ricoveri degli adolescenti dalla prossima settimana. Cambiamo argomento. Si è svolta oggi a Ca' Farsetti la cerimonia di consegna delle bandiere blu 2024 ai gestori degli stabilimenti balneari del Lido da parte del Comune di Venezia. La bandiera blu è un riconoscimento al lavoro dei comuni, sia marini che lacustri, che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ecosistema. I criteri di assegnazione stabiliti dalla giuria nazionale secondo una procedura certificata vengono periodicamente aggiornati in modo da stimolare le amministrazioni locali ad agire sempre al meglio. Si rinnova domani sera, venerdì 14 giugno, l'appuntamento con il Miglio di Mestre, la terza edizione della corsa su strada sulla distanza anglosassone del Miglio, ovvero 1609 metri. Noi di DG Plus abbiamo realizzato uno speciale sul Miglio di Mestre che potete vedere nei nostri canali social. Restate sintonizzati. Sarà inoltre il primo appuntamento di Via Piave Summer Garden, la manifestazione estiva organizzata da Confcommercio in collaborazione con il Comune di Venezia di animazione, musica dal vivo e street food, che animerà la zona fino al 14 agosto, tutti i giorni dalle 11 alle 23. Lo sport con il basket femminile. L'Umana Reyer a Venezia ha comunicato di aver trovato un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Martina Fassina, che vestirà la maglia oro-granata anche nella prossima stagione, la sua terza in Laguna. Roster del quale invece non faranno più parte Alexa Held e Ania Macurat. La società Umana Reyer Venezia, si legge in una nota ufficiale del club oro-granata, saluta e ringrazia le due giocatrici e augura loro le migliori fortune per il futuro professionale. Si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.